Amici e amiche di Sicilia Magazine, benvenuti all'interno di Tenute Nicosia, un'azienda dinamica, moderna ed efficiente, in grado di guardare al futuro nel pieno rispetto della tradizione. Oggi ci troviamo qui in occasione di Cantine Aperte, una manifestazione che promuove il territorio, la cultura del vino ed il consumo consapevole, attraverso esperienze multisensoriali che legano la degustazione dei vini con musica, cibo e arti visive, quindi restate con noi. Cantine Aperte è una manifestazione che ci dà la possibilità di comunicare al pubblico, ai nostri clienti, come viene fatta la sostenibilità in vigneto. Ovviamente il vigneto è totalmente biologico, quindi utilizziamo sicuramente prodotti di contatto e biotecnologie per la difesa. E poi il vigneto stesso è in armonia con la natura. Il nostro obiettivo infatti è entrare in armonia con gli altri esseri viventi, con gli insetti. Infatti abbiamo delle infrastrutture ecologiche che sono delle piante che ci permettono di mantenere durante l'inverno predatori e parassitoidi che poi quando i fitofagi attaccheranno la vigna si porteranno appresso anche questi nemici e quindi riusciamo a creare una biocenosi. Andiamo avanti, la sostenibilità intesa anche come la possibilità di interagire per esempio con l'ape sicula. L'ape sicula è un'ape che è stata coltivata fino agli anni 70, poi sono subentrate altre varietà di api del nord Italia e adesso invece si è scoperto che l'ape sicula produce un miele con alte qualità antiossidanti. Quindi uno degli obiettivi della certificazione Sustain è quella di ripopolare gli ambienti vitivinicoli in cui ovviamente si fa un'agricoltura dove non si usano prodotti organici di sintesi. Infatti sapete tutti che l'ape è un insetto molto delicato, quindi che avverte subito la presenza di prodotti chimici tossici. Quindi il fatto di poter allevare l'api in mezzo al vigneto significa che il vigneto non subisce dei trattamenti che possono quindi creare danno sia all'ape e in generale sia al prodotto finale. All'interno di questa manifestazione, che è una manifestazione aperta al pubblico, noi amiamo sempre ritagliare un momento in cui approfondiamo dei temi importanti. Per noi la sostenibilità è molto importante, è un tema molto attuale e abbiamo fatto un workshop all'interno del quale ci siamo soffermati su questo progetto di Vitini Reliquia. Quindi è un progetto che abbiamo sposato insieme all'Università di Catania, l'Istituto Regionale di Vite e Vino, per parlare di queste varietà particolari. Quindi un anello di congiunzione fra quello che è la tradizione e il passato, perché sono stati riscoperti all'interno dei vitigni antichi dell'Etna queste varietà e oggi microvinificati. Abbiamo avuto anche modo di assaggiarli durante una degustazione e scoprire un po' quelle che sono le caratteristiche di questi varietali molto importanti per un progetto futuro su nuove varietà genetiche da vinificare, quindi anche vino diciamo piuttosto moderno che incontra mercati. Nello stesso tempo abbiamo riscoperto un po' quelle che sono le tradizioni del passato. Oggi siamo alla nostra 17ª edizione di Cantine Aperte. In realtà quando abbiamo iniziato Cantine Aperte era l'occasione per portare chi era curioso nel mondo del vino qui in cantina da noi. Oggi per noi Cantine Aperte è tutti i giorni. Siamo aperti al pubblico da lunedì a domenica e con le nostre cantine, i nostri vigneti e la possibilità di visitarci e di scoprire un po' da dove nasce il nostro vino. Inoltre abbiamo anche un'osteria all'interno della cantina dove è possibile, essendo guidati dal vino, provare dei piatti prelibati del territorio. Quali saranno i prossimi eventi? Allora, il prossimo evento sarà il 23 luglio, siamo a Bolle in Vigna, è un evento che si svolge appunto nel nostro vigneto di Montegorna ed è la nostra festa sugli spumanti metodo classico dell'Etna. Quindi vi aspettiamo. Vi aspettiamo, seguiteci per avere maggiori dettagli.